Nuovo vlog. So che l'anguria non è di stagione, ma è così buona. Che buona che è. L'avevo presa al Lidl, era 2,99 € al chilo. Per i ricchi, insomma, no? Che buona. L'ho detto, la apro perché va a finire che manca male. È perfetta, è matura perfetta, buonissima. Era un'anguria piccolina, però al Lidl ce le hanno ancora. Adesso a dicembre non lo so, io l'avevo presa in novembre. Devo dire che è buona. Comunque, nuovo vlog, ho mal di testa, ma la vita va avanti lo stesso e quindi cerco di fare tutto lo stesso, non posso fermarmi. Chi si ferma è perduto. Oggi non ho quel mal di testa molto forte, quindi riesco anche a fare qualcosa, a guidare no. Infatti dopo andrò a fare spesa ma con Franz, visto che adesso lui può guidare, ne approfitto. E visto che dobbiamo andare a fare spesa, ho sistemato il frigo, ho guardato un po' cosa c'è, cosa non c'è. Dovrei sistemare anche il congelatore, il freezer. Il congelatore di là no, è tutto a posto. Il freezer dovrei sistemare. Perché è un gran caos, c'è dentro di tutto. E forse roba anche vecchia. Però devo mettermi là a preparare, mettermi lì un pomeriggio e prepararmi tutte le polpette, sapete tutti quei pasti che poi basta che scaldi e via. Si congeli, tiri fuori e sono pronti, diciamo, in poco tempo, ma insomma, delle cose già pronte, ecco, devo prepararmi un po' di polpettine sicuramente. Comunque, è da 2 giorni, 2 sere che cioè tutte e due sia ieri sera che l'altra sera, purtroppo soffro di mal di stomaco, ma bruciore misto anche un po' a nausea, ma più, non lo so, una pesantezza allo stomaco allucinante e mal di pancia. E allora ieri sera mi sono presa il Buscopan, visto che ce l'ho. Ho detto prendo quello e ci ha voluto un po' prima che facesse effetto, ma insomma, poi alla fine sono riuscita anche a dormire la notte. E non so, sono 2 sere che mi succede sta cosa. Questa sera vedrò se succederà di nuovo. Non so che cosa sia. Deve essere il caffè latte del pomeriggio. Perché sto bene, poi vado su dai miei, faccio merenda, bevo caffè latte e torno giù a casa che sto male. Quindi credo sia quello. Perché non ho neanche mangiato niente, solo bevuto caffè latte questi ultimi 2 giorni. Non ho neanche messo biscotti, niente. Quindi secondo me è il latte. È la combinazione caffè e latte che non mi fa proprio bene alla pancia. Comunque, io continuo a insistere a bere, ma perché mi piace. Quando una cosa piace, anche se ci fa male, però poi ne paghiamo le conseguenze. L'anguria non fa tanto meglio, Vabbè. Comunque adesso appunto ho sistemato il frigo e niente, lavo i piatti e andiamo a fare un po' di spesa. Andremo all'AEO perché ho i buoni pasto da consumare entro fine anno e ne ho ancora un po', ne ho ancora un po', che sono buoni da 1,80 € l'uno. E quelli da 1,80 € l'uno non hanno senso di esistere, secondo me. Farli almeno da 5-10 euro. Da 1,80 € è assurdo. Anche perché più di tot non ne accettano e quindi comunque devo consumarli. Quindi andremo a fare un po' di spesa e poi si vedrà. Poi si vedrà. Andremo all'AEO e al Lidl probabilmente. Al Lidl appena metti il piede dentro la porta scorrevole sono 100 euro che vanno via. Ma basta solo mettere un piede, Ci avete provato? È così. Mi stavo dimenticando. Allora, casella 6 c'è una renna, questa qua. Allora, sta tramontando il sole. Che freddo che c'è. Cos'è? Ah, un altro bracciale. Un altro bracciale, questa volta è nero. Che bello! Qua col gatto, con la pietra a gatto. Insomma, che ricorda la testa di un gatto. Oh, che carino! Cavolo! Questo mi piace un sacco. Questo mi piace un sacco. Bello.
Potrei anche tenerlo su, è che poi come devo fare la doccia devo togliere sempre. Anche l'orologio lo tolgo sempre, anche se potrei farci anche la doccia con questo, non c'è nessun problema. Ah, è scarico, cioè ce l'ho su ma non è spento perché si è scaricato, mi sono dimenticata di metterlo a caricare ieri sera. Vabbè, comunque bellissimo questo mi piace un casino, me lo tengo anche su perché c'è le palline dorate qui e stanno bene con i... beh, a parte che non si vedono, ma... Bello, questo qua me lo tengo su. Qualcuno mi ha detto, non so chi adesso, non mi ricordo, che bella la maglia. Allora, quello che avete visto, questa, non è una maglia, ma è un vestito lungo, 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 mi arriva giù dai piedi praticamente, quasi alla caviglia, dai, e l'ho preso di questo colore e anche di un altro colore, solo che di questo colore, questo è stato il primo acquisto che ho fatto, avevo preso una M, in realtà mi va bene una S, e questo mi è un pochino largo, però è molto carino, veramente comodissimo, tessuto bellissimo, sarà sintetico, non mi interessa. È veramente bello questo vestito e quest'anno ho deciso di utilizzarlo per i calendari, per l'apertura dei calendari. Poi non so se la prossima settimana cambierò, cioè dal 9 in poi farò un'apertura calendari con qualcos'altro addosso. Non lo so, è tutto un work in progress. Mi preparo, ciao. Che freddo, si sente che non è stato fatto fuoco qui. Mamma mia, ho attaccato la stufetta adesso. Io ho la mia amica stufetta e sono 13 gradi. Sì, è molto calda questa stanza. Ed è la più calda della casa, per dire. Ok? In camera sono 5-7 gradi. So che qualcuno prende male a sentire queste temperature, ma questa è la casa. E scaldarla con i termosifoni non ha alcun senso. Perché il calore non rimane qua, lo dico per i nuovi iscritti. Il calore non rimane in questa casa perché purtroppo non è ben isolata assolutamente, non ci abita nessuno né sopra né sotto e quindi equivarrebbe a scaldare per niente, equivarrebbe a spendere tantissimi soldi in riscaldamento per niente. Ho la testa talmente tanto che vaga, che ho un mal di testa, che non è forte forte, però c'è, che non mi ricordavo di avere, appena arrivati, non mi ricordavo di aver messo una borsa di spesa già in casa, qua all'interno, non all'entrata. E poi finita di scaricare la spesa, ho detto a Franz, guarda che manca una borsa. E vai, no, sono tutte qua, guarda che sono tutte. E ho detto, ma guarda che manca una borsa. E ho detto, ma cioè, ti rendi conto che siamo andati all'AEO e all'Idel, non possono essere solo 3 borse, è impossibile. Alla fine non mi ricordavo, la borsa era già in casa, quella che mancava. Per dire quanto sono messa bene. Adesso mi tolgo questa giacca, se non me la rovino, accendo il fuoco, mi metto la maglia da casa, accendo il fuoco e inizio a mettere via la spesa perché ce n'è un po'. Abbiamo fatto una spesa un po' abbondante rispetto a quello che pensavo, ma alla fine non andiamo tutte le settimane, neanche ogni 2, andiamo a fare spesa ogni 3/un mese, quindi insomma abbiamo fatto una spesa un po' più importante oggi. E il problema è, ci starà tutto? Quello è un grosso problema, farci stare tutto. Adesso vedrò come riuscirò a incastrare a Tetris la roba. E basta, dai. Vi saluto e mi metto a fare sto lavoro della spesa. Non registrerò il video spesa perché non sono in grado, ma era giusto un aggiornamento per dire che sì, siamo riusciti a farla la spesa. Siamo partiti anche tardi da casa, un po' troppo tardi per quel che volevo io, ma alla fine la spesa è qui. Ecco, 2 borse là e 3 qua. 2. Mi sono comprata anche la borsa dell'acqua calda rosa, l'ho trovata rosa, perché quella che ho, vi faccio vedere com'è, cos'è successo.
perde tutti i pezzi. E tutti questi pezzettini qua sono nel letto. Ogni notte vanno nel letto. E quindi ogni giorno c'è il letto pieno di questi pezzi di gomma. Ecco. E quindi, boh, questa è ora di mandarla in pensione e ne ho presa una nuova. Vabbè, io mi do una mossa perché sennò viene tardi, sono già le 6:40. Stasera io credo mi farò una minestrina perché tutto il pomeriggio ho avuto lo stomaco sotto sopra e quindi credo mi farò una minestrina e basta. Avrei voglia di mangiare tante cose, ma con lo stomaco così è meglio di no, quindi mi accontenterò della minestrina calda, purtroppo. Boh, vado. Ciao. Buongiorno, nuova domenica e anche quest'oggi mi ritrovo con la testa KO e non so più, cioè sinceramente mi sa che devo andare a farmi vedere perché adesso è un po' troppo tempo e mi sta rovinando la vita sta cosa, sto mal di testa, è invalidante. Comunque c'è la neve, ma non si vede, aspettate che vi faccio vedere, c'è la neve, ma il picco di neve è previsto per oggi, cioè oggi dovrebbe nevicare di più, da oggi a domani mattina, quindi questa è giusto una spolverata di un millimetro se va bene e al momento sono 0 gradi, 1-0. Quindi ecco, avete visto la neve, l'altra volta non ve l'avevo fatta vedere. Mi farò sentire prossimamente. Ci sono gli uccellini. Il sacchetto che vedete lì sul davanzale è del cenere. Devo buttarlo. L'ho svuotato. Ho messo il cibo, le palline nuove agli uccellini, infatti. Eccolo lì uno. Che grasso che è. Qua è il cinema per i gatti la mattina. Qua qualcuno fa il pazzo. Cosa stai facendo, Miccio? Devo stendere. Allora, ho fatto colazione e tutto e devo dire che adesso sto un po' meglio con la testa. Ho ancora un po' di pesantezza. Non ho preso nessun medicinale. Ho un po' di pesantezza ancora, però sto meglio. Questo è il regalino. Nero del calendario. Ecco, questo qua. Bellissima la pallina nuova. Io prima ci giocava come pazzo. Sì, devo stendere tutta questa roba qui. Eccolo là, eccolo là. Perché c'ha penso una pallina piccolina all'interno che fa un po' di rumore e quindi a Pippo piace molto. Sto registrando un po' di video dei calendari perché non riesco a registrarli come le altre volte e quindi li sto registrando un po' così col telefono, giusto per tenervi compagnia ogni giorno. Spero apprezziate questo sforzo, ma visto che sto un attimo meglio, alla fine ho deciso di fare lo stesso questa cosa, insomma, di registrarli lo stesso. Le poche decorazioni di Natale che ho fatto, quello che avevo qua a casa, basta. Qui ho aggiunto queste palline e questo è un alberello che avevo comprato ancora durante l'estate su Shein e ha già la neve finta sopra, aveva già le luci incluse, le ho solo messe attorno e ha la base di legno vero. Ecco, basta, queste. E poi in casa ho aggiunto 2 cose, ma giusto quel poco che avevo e basta. Invece qua di fuori ho messo questa che avevo messo anche l'anno scorso, sempre di Shein, e basta. Non ho voglia di fare altro. Qua c'è Boe. E niente. Non ha ancora iniziato a nevicare, secondo me non farà niente alla fine.